Assessore Gibelli, con l'inaugurazione di quest'oggi della nuova sezione della mostra, come ha detto lei, Aquileia si impreziosisce di una gemma molto importante perché consentirà anche questo di portare visitatori e turisti in questa stupenda città del Friuli Venezia Giulia. Certamente sì, tra l'altro non ho voluto fare nessun gioco di parole, ma è vero nel senso più letterale in questo caso, perché è una mostra che, per dare l'idea di quanto fosse importante e ricca la città di Aquileia, fa vedere quali sono i gioielli, le gemme, le quantità di ambra lavorata preziosamente che le donne di questa città usavano. Marta Novello, che è direttore del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, che fa parte del polo museale del Friuli Venezia Giulia, del quale è direttore Andreina Contessa, ha spiegato bene nella piccola e breve visita che stiamo facendo il tipo di ritrovamenti, le provenienze delle pietre e l'importanza che avevano questi oggetti, però forse lei riesce a riassumervi in una battuta meglio di quanto non stia goffamente facendo io. L'altro aspetto che lei ha ricordato nel suo intervento è quanto la Regione ci ha creduto in Aquileia, di cui si parla spesso, ma che forse andava aiutata in maniera più sostanziosa per consentire di dargli quel risalto di cui tutti quanti sanno, ma che forse appunto ha bisogno di una spinta in più. Sì, io credo fermamente che noi potremo promuovere Aquileia come si deve e farla diventare un fortissimo elemento di attrattività turistica, ma non solo per la nostra regione, per l'Italia, quando avremo sistemato 2 o 3 cose che potevano essere sistemate prima e vengono sistemate dopo. Succede spesso. E il problema è che meglio tardi che mai, anzi, la fortuna è che meglio tardi che mai lo stiamo facendo e fra qualche anno davvero sarà necessario pensare solo a come far conoscere che cosa c'è ad Aquileia e come si fa ad arrivarci. Direttrice, lo ricordava lei nel suo intervento, si chiude un percorso iniziato molto tempo addietro, mi pare nel 2016. Che cosa è stato costruito in questo arco di tempo per arrivare all'inaugurazione di oggi? L'allestimento che si inaugura oggi, dedicato all'ultima sezione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, infatti è la parte conclusiva di un lungo processo di riorganizzazione e riallestimento del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura. Il riallestimento del museo ha inteso ripresentare la straordinaria collezione del Museo di Aquileia, rendendola molto più accessibile ai visitatori, costruendo un racconto narrativo che metta al centro del percorso museale la città di Aquileia, che possiamo, attraverso l'allestimento dal piano terra al primo piano fino a arrivare finalmente a questo ultimo nuovo secondo piano, raccontare nei suoi minimi dettagli. Questo allestimento mette in scena, allestisce, racconta la parte più preziosa della collezione del Museo di Aquileia, le famose collezioni di ambra, le collezioni di gemme che hanno reso famoso e rendono famoso il sito di Aquileia in tutto il mondo. Il nuovo allestimento credo che permetta di rendere fruibile e rendere visibile questa collezione, rendendo giustizia, raccontando, riportando indietro alla ricchissima città che fu Aquileia durante l'età romana, un centro di arrivo di merci attraverso strade, percorsi che collegavano Aquileia a tutto il resto del mondo romano, il Mediterraneo, l'Europa centrale e l'Europa orientale. Attraverso questi percorsi Aquileia entrava in contatto con tantissimi mondi, con tantissime merci, con tantissime culture, che poi venivano rielaborati in oggetti preziosissimi che oggi finalmente possiamo vedere esposti in questo nuovo allestimento. Direttore, questa collezione di oggi è una collezione molto particolare che si inserisce all'interno dei contesti espositivi del Friuli Venezia Giulia. Qual è la rarità e la particolarità di quello che stiamo vedendo quest'oggi? Alcune collezioni del MAN di Aquileia sono assolutamente uniche, non solo per la loro ricchezza, ma anche per la loro qualità. I musei afferenti alla direzione regionale che hanno delle collezioni notevoli sono da una parte il MAN di Aquileia
dall'altra il Mande Cividale. Anche lì c'è una collezione medievale assolutamente bellissima che però ancora va rivalutata. Questo è veramente l'esempio di un museo che ha saputo rinnovarsi, rinnovare il suo racconto e mettere in valore al massimo tutte le collezioni che ha, trovando un racconto che è coinvolgente per chiunque entri e lo visiti. Questa collezione è bellissima, vedete quest'ultima parte è una specie di scrigno prezioso degli oggetti più belli, più fini, ma anche più piccoli, no? Che talvolta sono quasi invisibili a occhio nudo. E quindi questi ci raccontano quello che viene scavato all'interno di questi scavi archeologici e cercano di farlo rivivere, facendoci cogliere la bellezza estetica dell'universo estetico e di concezione dell'essere e del suo benessere all'epoca romana. Si parla di 20 secoli fa, è incredibile che queste cose così fragili riescano a raccontarci una storia ancora oggi. Tra l'altro oggetti che sono proprio tutti di questa zona, cioè non è un museo che racconta la storia, ma che racconta la storia di questa città, perché tutti i pezzi provengono proprio dagli scavi di Aquileia. Sì, questa è una cosa eccezionale perché non sempre è così, ma Aquileia era una grande città romana che aveva grandissime ricchezze anche nella scultura, anche nell'architettura, ma anche nelle proprietà personali, diciamo, nei tesoretti personali. E qui si vede questa opulenza, questa dovizia e questo amore per l'adornamento, io penso siano valorizzati al massimo.